Bene, io mi presento, sono Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzativa e strategia ICT Agenda Digitale. Do il benvenuto a tutti, so che siamo in molti oggi che partecipiamo in modalità digitale a questo webinar. Abbiamo avuto più di 400 iscritti, quindi vi ringrazio tutti per questa importante partecipazione. Questo di fatto è parte di quell'evento che avevamo programmato per lo scorso, se non ricordo male, 24 febbraio, lunedì 24 febbraio a Verona, ma che purtroppo abbiamo dovuto cancellare per l'emergenza che tutti noi ormai conosciamo e viviamo da alcune settimane. Abbiamo voluto però trasformarlo e costruire questo momento di webinar perché crediamo che anche in questa fase particolare per le nostre pubbliche amministrazioni, per i nostri territori, per le nostre comunità, era un modo anche per dare un segnale di continuità e, come usando un hashtag molto comune in questi giorni, noi non ci fermiamo. Quindi abbiamo coinvolto e ringraziamo i nostri colleghi e amici di PagoPA che si sono anche loro gentilmente prestati. Devono venire a Verona, lo facciamo in videoconferenza da Roma, dalle loro case, anche loro, per dare un seguito a quell'evento che non siamo riusciti a realizzare, o per meglio, per dare un inizio a un percorso che già da diversi mesi su cui stiamo lavorando, che è quello dello switch off dei pagamenti digitali. Crediamo che sia un tema estremamente importante, ci crediamo talmente tanto che da diversi anni portiamo avanti una piattaforma che offre servizi a tutti gli enti del territorio, piattaforma che poi è stata riutilizzata in altri contesti regionali, dalla Lombardia alla Campania, alla Puglia e così via, e soprattutto pensiamo e contiamo di aver realizzato anche un modello di comunità di persone che attorno a questa piattaforma, a questo mondo di servizi stanno lavorando per migliorare poi la qualità della vita dei nostri cittadini e fornire servizi sempre migliori. Quindi grazie ancora a tutti per aver partecipato e per seguire questo webinar, che poi verrà ovviamente registrato e messo a disposizione anche di chi oggi non ha potuto partecipare. Il programma è serrato, quindi passo subito la parola a Claudio Fornaro di PagoPA SPA, che poi è la struttura deputata dal governo per seguire il tema dei pagamenti su tutto il livello nazionale. A te Claudio. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Mi porto i saluti di Giuseppe Claudio, Virgone. il microfono. Io ho il microfono aperto. Mi sentite? Io ti sento, Claudio. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Dicevo, sono Claudio Fornaro, porto i saluti di Giuseppe Virgone, amministratore unico di PagoPA SPA, la startup pubblica che come asset la struttura del governo si è data, la struttura del Ministero dell'Innovazione si è data per contribuire alla digitalizzazione del Paese. Vi dicevo, sono Claudio Fornaro, da poco più di un mese direttore commerciale di PagoPA SPA, che ha la missione di contribuire alla trasformazione digitale del Paese. È un'ambizione importante, è un obiettivo importante, quello di, anche in questo momento in cui mi vedo rinchiuso sulle colline astigiane, segregato dalle colline astigiane, e mi spiace non poter essere di persona, ma che in questo momento di crisi, dicevo, comunque ha il motore, ha la volontà di contribuire fortemente alla digitalizzazione del Paese, incrementare il mercato dei pagamenti digitali, favorire la trasformazione digitale, collaborando con voi, con ogni ente locale, con le istituzioni, in particolare con quelle istituzioni come Regione Veneto, che si fanno da promotori di progetti così importanti, diffondere i servizi pubblici, i servizi digitali, per fare in modo che questo momento di discontinuità contribuisca ad innovare le modalità con cui il Paese, con cui i cittadini si approcciano alla pubblica amministrazione, si approcciano ai servizi che la pubblica amministrazione mette a disposizione. È evidente che le strutture che noi mettiamo a disposizione devono avere tutte le caratteristiche di innovazione, di facilità d'uso, fare in modo che
le pubbliche amministrazioni abbiano la semplicità di utilizzo e di riconciliazione di quelli che sono i pagamenti che PagoPA veicola, ma al tempo stesso vogliamo raccontarvi di quello che è il percorso evolutivo che PagoPA si sta dando per fare in modo di creare una connessione col cittadino attraverso l'app, attraverso dei servizi, attraverso la possibilità di accedere a tutti quelli che sono una serie di servizi sempre in più in modello digitale. Stiamo veramente combattendo per fare in modo di togliere il nostro paese dalle ultime posizioni nella classifica europea dei pagamenti digitali e dei servizi digitali offerti ai nostri cittadini. Il nostro è un contributo importante, crediamo, di discontinuità. Io ho lasciato il mio ruolo da tanti anni in una grande banca italiana per affrontare questa sfida. È un piccolo segno importante di quanto ci crediamo in questo processo di digitalizzazione del paese, di cambiamento delle modalità e delle abitudini del paese, della togliere un po' di utilizzo del contante. Ho visto qualche domanda in anteprima sull'utilizzo del contante, sull'utilizzo degli strumenti digitali. È un impegno importante, ma crediamo che col contributo di tutti, non con sanzioni, non con obblighi perentori, ma con il convincimento che PagoPA, che le strutture che mettiamo a disposizione siano un vero obiettivo di semplificazione, di ottimizzazione e anche di riduzione dei costi. Lascio questa piccola preambolo che era solo di saluto per dare la parola a uno dei miei collaboratori, che è Mauro Bracalari, che è da tanti anni nell'ambito di Agide, del team della trasformazione digitale, e che può illustrare alcune tavole che abbiamo predisposto per quello che è il nostro percorso nell'accompagnare gli enti locali e le istituzioni alla digitalizzazione dei servizi resi al cittadino. Un saluto ancora a tutti, lascio la parola a Mauro Bracalari. Buongiorno, spero che vediate la presentazione. Salto la mia presentazione perché è già stata fatta. Questa slide rappresenta l'assetto della governance del digitale che in questo momento vige nel Paese. La Presidenza del Consiglio è stata investita direttamente del ruolo di portare avanti la piattaforma PagoPA e ha creato, diciamo, una società di scopo che con compiti però più larghi e più importanti. Noi abbiamo ovviamente una strategia di marketing e una strategia di diffusione del prodotto, e il nostro compito principale è, attraverso avendo come driver principale i servizi di pagamento, portare l'innovazione tecnologica nel Paese. Noi pensiamo che questo sia la molla che possa scatenare finalmente questa rivoluzione che è tesa da tanto tempo e ancora non comincia, soprattutto per la pubblica amministrazione. Siccome siamo confidenti che i vantaggi che siamo in grado di offrire siano in grado di spezzare ogni resistenza. Questi sono i due prodotti che distribuisce PagoPA in questo momento. La piattaforma PagoPA, quindi la piattaforma che consente alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di risolvere il problema del pagamento. Ovviamente, diciamo, bisogna cambiare i processi, ma il problema del pagamento, il problema di fare una gara per trovare qualcuno che ci dia servizi di pagamento è risolto. E poi c'è l'infrastruttura IO che mette a disposizione un'app attraverso la quale i cittadini possono utilizzare i servizi pubblici direttamente, in modo continuo, non in maniera frammentata, in modo, diciamo, organico, tutti i servizi pubblici. Una breve digressione sull'app IO, che sarà disponibile già a aprile. Ora, la nostra campagna di lancio era per i primi giorni di aprile, e ovviamente per questa nuova condizione può darsi procuri qualche ripensamento, per il momento non c'è stato. Presto sarà disponibile sull'e-store comunque,
delle app sarà scaricabile. Cosa fa questa app? Fa un sacco di cose, qui però diciamo ci focalizziamo su 3 importanti. Le pubbliche amministrazioni potranno veicolare messaggi di qualsiasi tipo, chiusura strade, chiusura delle scuole, ma non solo emergenze, anche eventi. Gli avvisi di pagamento, oltre ad arrivare in maniera cartacea, può arrivare direttamente al cittadino sulla propria app, e potrà anche, diciamo, il cittadino avere accesso ai documenti della pubblica amministrazione, scaricarli e rendere disponibili a terzi. Questo è più o meno lo scopo, diciamo, dell'app IO. Per la diffusione di Pagopia noi abbiamo, diciamo, 4 direttrici di massima. Quindi guardare il mercato tecnologico del paese, vedere chi è coinvolto in questo progetto, coinvolgere intermediari tecnologici istituzionali, uno dei quali è il nostro padrone di casa, e migliorare e semplificare l'esperienza utente e l'assistenza e il back office di Pagopia, per non lasciare, diciamo, nessuno solo a disbrigarsi con problemi del singolo pagamento, e poi una continua e intensa cooperazione con i prestatori di servizi di pagamento, che sono loro che volontariamente aderiscono a Pagopia e mettono a disposizione i pagamenti per i cittadini. Le azioni nostre per quanto riguarda l'intermediario tecnologico si esplicano in azioni sul territorio. Noi abbiamo instaurato uno stretto rapporto con i soggetti che fanno questo mestiere, diciamo, e lo vogliamo, diciamo, rendere sempre più proficuo, per individuare quali iniziative insieme possiamo fare per la diffusione di Pagopia. Noi siamo a disposizione. Sappiamo che in Italia è tutto a macchia di leopardo, qualsiasi cosa, qualsiasi problema, qualsiasi iniziativa, e quindi è difficile prospettare iniziative che vanno bene per tutti. Per questo ci siamo attrezzati ad aggredire i problemi una alla volta, a creare casi di esempio e andare avanti. Poi ci sarà anche un supporto centralizzato. Noi abbiamo un gruppo di account management che può fare raccordi anche fra diverse regioni, fra diverse province, per creare momenti di sinergia, e abbiamo anche il supporto della Cassa Depositi e Prestiti, della sua rete di vendita, per creare ulteriori occasioni di diffusione del prodotto. Cosa vogliamo fare con le aziende ICT, con gli stakeholder? La situazione è complicata, ora non voglio entrare troppo nello specifico, però in ogni amministrazione ci sono diversi soggetti che devono cooperare perché il passaggio a Pagopia vada bene. E ovviamente, diciamo, è possibile, ci sono casi di successo che lo dimostrano, quindi, diciamo, quando qualcosa non va male vuol dire che c'è qualche soggetto per qualche motivo si sta mettendo in traverso, e noi siamo a disposizione soprattutto dalla parte del cittadino, affinché il cittadino abbia i servizi, possa pagare dove vuole, quando vuole, con lo strumento che vuole, e dalla parte dell'ente creditore, che non deve avere problemi per la riconciliazione, per dare assistenza e supporto agli utenti. Noi abbiamo aperto un numero verde, e anche sugli aspetti normativi, diciamo, siamo in grado di recepire, diciamo, osservazioni su tutti questi campi. La cooperazione con i PSP è altrettanto fondamentale. I PSP sono quelli che mettono a disposizione i servizi di pagamento, e quindi stiamo interloquendo affinché i servizi si allarghino, comprendono più casistiche, tipologia di pagamenti che attualmente, diciamo, potrebbero trovare poca scelta all'interno di Pagopia, ed è qualcosa diciamo, vediamo che c'è interesse, siamo seguiti con interesse e contiamo di risolvere ogni problema.
e poi dobbiamo migliorare noi stessi, dobbiamo dare un servizio di maggiore qualità. Voi sapete che fino a dicembre la piattaforma PagoPA era in una pubblica amministrazione con tutti, diciamo, con tutti i meriti che ha, però non in grado di fare un servizio di gestione ingegneristico a livello di quello che serve, e noi, diciamo, siamo interessati a creare quindi un prodotto di qualità che non dia nessun problema. Quando c'è un problema lo risolviamo in tempo reale, ed è un servizio gratuito, è un servizio che noi mettiamo a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli erogatori di pubblici servizi in modo totalmente gratuito, che, diciamo, è un bel vantaggio, no? Quindi, diciamo, davanti a tutti questi benefici che noi siamo certi di poter dimostrare, noi faremo una campagna di comunicazione che si esplicherà, diciamo, quando anche questa ondata di limitazione sarà superata, perché chi vuole vedere il buono, diciamo, potrà farlo, e poi però ci saranno anche le sanzioni, perché voi sapete che dal 1° luglio l'adesione a PagoPA sia dei PSP che degli enti creditori è obbligatoria. Non si potrà più pagare la pubblica amministrazione se non attraverso PagoPA, e quindi tutti i servizi di pagamento, MAV, bollettini premarcati, eccetera, dovranno essere, diciamo, ritirati dal servizio. E tutte le pubbliche amministrazioni devono avere perlomeno un piano che a breve termine porti a questo risultato. Ecco, io penso di essere stato nei tempi, ho fatto una bella corsa perché le slide erano diverse, siamo a disposizione per le domande dei restanti. Grazie Mauro. Grazie ai colleghi di PagoPA che hanno ribadito 2 cose importanti. La prima è che potete fare delle domande sul forum che vi abbiamo messo a disposizione e che quindi poi a cui proveremo a rispondere negli ultimi 15 minuti del webinar, e ovviamente se non ce la facciamo anche successivamente. La seconda, che comunque, ed è anche uno dei motivi per cui abbiamo mantenuto la data odierna, al momento la scadenza di fine giugno è mantenuta, e quindi ci dobbiamo, come si dice in gergo, attrezzare tutti per questa scadenza. A tal proposito lascio quindi la parola a Simone Vicari di Regione Veneto, che ci illustrerà il progetto MyPay e tutte le sue diverse declinazioni. Sì, buongiorno a tutti, grazie Luca, grazie Claudio e Mauro che hanno anticipato un po' il tema. Io vi racconto una parte sui pagamenti e sulla riconciliazione. In particolare vedremo in questa sezione il prodotto MyPay, il prodotto MyPivot e un esempio di integrazione con la contabilità. Cosa offre Regione del Veneto? Regione del Veneto offre innanzitutto il prodotto MyPay. Il prodotto MyPay è un portale dei pagamenti per i cittadini verso la pubblica amministrazione. È un portale multiutente e multiente e consente l'integrazione tramite web service. È distribuito anche in altre regioni attraverso un progetto che si chiama SPAC. Il prodotto MyPay per il cittadino permette innanzitutto di pagare online attraverso il portale un avviso di pagamento ricevuto dal cittadino. Permette anche al cittadino di effettuare il cosiddetto pagamento spontaneo, ossia di accedere sul portale, andare sulla sezione dell'ente beneficiario a cui vuole fare un versamento, creare una posizione debitoria e procedere con un pagamento. Il cittadino può anche, accedendo tramite credenziali SPID,
visualizzare i dati dei suoi pagati. Può anche, sempre accedendo tramite credenziali SPID, vedere eventuali posizioni debitorie che sono state attribuite al cittadino da parte degli enti beneficiari e procedere con il pagamento. Per quanto riguarda lato operatore, il prodotto MyPay permette di visualizzare e gestire lo stato di un pagamento, permette di inserire posizioni debitorie tramite caricamento di un file CSV e permette di inserire pagamenti puntuali tramite form. Abbiamo, in collaborazione con la città metropolitana di Roma Capitale, abbiamo messo a disposizione dei video che hanno girato e hanno realizzato loro, che permettono di vedere passo passo come fare le varie attività per un cittadino. Questi ve li lascio, poi le slide le troverete e quindi potrete vedere questi video realizzati dai nostri colleghi della città metropolitana di Roma Capitale, e che fa parte del progetto SPAC e riusa il prodotto MyPay. Il portale MyPay si presenta come home page mostrando un'interfaccia in cui la prima cosa da fare è quella di scegliere l'ente. Ci sono varie poi informazioni relative a cosa fa il portale e come effettuare il pagamento. E una volta scelto l'ente abbiamo, diciamo, 3 sezioni principali. Abbiamo la parte dell'ente beneficiario, e quindi vediamo in questo caso un esempio del comune di Albettone. Abbiamo una sezione per inserire i dati dell'avviso, quindi il cittadino ha ricevuto un avviso per l'ente beneficiario, in questo caso comune di Albettone, inserisce i dati richiesti, il codice IUV e i dati dell'intestatario e procede con il pagamento inserendo un indirizzo email. C'è poi una terza sezione che è quella relativa a altre tipologie di pagamento, in cui può trovare altri servizi che l'ente mette a disposizione, tra cui ad esempio i pagamenti spontanei o collegamenti a portali dell'ente che permettono di fare i pagamenti. Abbiamo poi la possibilità di cliccare sul tasto accedi e accedere come cittadino all'interno del portale MyPay. Cosa offre ancora Regione del Veneto? Offre un prodotto che si chiama MyPivot. MyPivot lo vedremo in questa presentazione con le seguenti indicazioni. Vedremo prima una descrizione del portale, poi la modalità di ricerca, faremo poi un esempio specifico partendo dall'ID di rendicontazione, vedremo poi, sempre tramite slide in questo caso, come fare il caricamento del giornale di cassa e vedremo, una volta effettuato il caricamento del giornale di cassa, come cambia la ricerca e come possiamo visualizzare un sospeso di cassa. Allora, andando un po' veloci, il prodotto MyPivot è il sistema di riconciliazione collegato al portale MyPay. Anche in questo caso è un portale multiente, è dato anche in questo caso in riuso sempre tramite la piattaforma SPAC, è il portale dell'operatore. In questo caso il cittadino non c'entra perché è la parte di riconciliazione, quindi propria dell'ente. Anche in questo caso sono consentite le integrazioni tramite web service. Cosa può fare un operatore? Può verificare cosa contiene un sospeso d'entrata ricevuto con causale standard pago PA. MyPivot permette di visualizzare le ricevute telematiche di un pagamento, permette di visualizzare le rendicontazioni prodotte dai PSP, permette anche di importare il giornale di cassa dell'ente, permette di scaricare dei CSV contenenti le ricerche effettuate, quindi ad esempio potrebbero contenere le ricevute telematiche, le rendicontazioni, il giornale di cassa, tutti i dati che sono presenti su MyPivot e incrociati in modo tale che
che siano facilmente fruibili dall'operatore. Permette infine di configurare capitoli e accertamenti legati ai dovuti che l'ente ha inserito. Questa è la schermata generale per l'accesso a MyPivot. Una volta che si accede, si finisce in una pagina di ricerca. Questa pagina è ricca di funzionalità che sono tutte descritte sui manuali operatori. Vediamo adesso un esempio di ricerca. Facciamo un esempio in cui non è stato caricato il giornale di cassa. Possiamo fare una ricerca, ad esempio, scegliendo un range di date, scegliendo il tipo dovuto e cliccando su ricerca. Una volta effettuata la ricerca, otterremo la visualizzazione dei dati. In questo caso la otterremo in due colonne. Vedremo sulla parte sinistra la ricevuta telematica e sulla parte destra la rendicontazione pago PA. All'interno di rendicontazione pago PA possono essere contenute più ricevute telematiche. E una volta effettuata la ricerca compare il bottone prenota export, in cui è possibile per l'operatore prenotare l'export e quindi scaricare i dati in formato tabellare della ricerca effettuata. Una volta prenotato l'export, si va nella sezione dedicata ai flussi, si clicca su export e non appena il file sarà pronto, troverete il bottone per il download. Vediamo adesso un esempio pratico di riconciliazione. Abbiamo ricevuto in tesoreria una causale, la causale è in formato pago PA, quindi inizia con la stringa /pur /lgpe meno riversamento /uri e a seguire abbiamo l'identificativo di rendicontazione. In questo caso quindi estraiamo questo identificativo di rendicontazione e lo andiamo a cercare attraverso la form di MyPay sull'ID rendicontazione. Quello che risulta sarà una serie di risultati su due colonne in cui ciascuna riga ha sulla parte sinistra la ricevuta telematica e sulla parte destra la rendicontazione. La rendicontazione che troviamo sulla parte destra sarà la stessa che si ripete, perché in questo caso ad esempio erano presenti più ricevute telematiche. Alla ricevuta telematica troviamo tutti i dati relativi a cosa è stato pagato, da chi è stato pagato, quando è stato pagato, anche con quale PSP è stato pagato. Troviamo in particolare quello che poi è il tipo dovuto e quella che è la causale che è stata inserita. Adesso vediamo un esempio di caricamento del giornale di cassa. Quindi ci portiamo sempre nella sezione flussi, clicchiamo su import e in questo caso abbiamo più possibilità per caricare il giornale di cassa. Il caricamento del giornale di cassa, selezioniamo il file a caricare, quindi scegliamo il file, lo carichiamo e una volta caricato apparirà una riga sulla tabella e si riceverà un'email non appena il flusso è stato caricato. Una volta che è stato elaborato il flusso da MyPivot, troveremo le informazioni del giornale di cassa, ossia di cosa contiene quel giornale di cassa, andando a fare una ricerca attraverso il bottone di visualizzazione. Cliccheremo quindi sulla sezione di riconciliazione e a quel punto premeremo su cerca, ad esempio scegliendo un intervallo di tempo. A questo punto cosa otterremo? A differenza di prima, il risultato adesso sarà distribuito su 3 colonne in cui avremo anche il nostro dato del giornale di cassa, a cui va a associarsi la rendicontazione e la ricevuta telematica. Anche in questo caso possiamo esportare tutti i dati presenti e quindi elaborarli. In questo caso abbiamo la possibilità quindi di controllare cosa è stato inserito sul giornale di cassa, cosa effettivamente ci ha indicato il PSP e cosa troviamo da MyPay.
come pagamento. Adesso proviamo a fare la ricerca di un sospeso di cassa, quindi vado nella visualizzazione e scelgo giornale di cassa. Cerco il sospeso partendo dalla causale che troviamo. Questo cosa ci mostra? Ci mostra il giornale di cassa e abbiamo la possibilità di visualizzare i dettagli in due modi: o il dettaglio, cliccando dettaglio vediamo i dettagli dei pagamenti per quel sospeso, oppure cliccando su espandi vedo i dettagli dei dovuti di quel sospeso. In questo caso, ad esempio, vediamo quali sono il dettaglio dei dovuti per quel sospeso. Vediamo che abbiamo del tipo dovuto, abbiamo ad esempio violazione del codice della strada, che sono su questo capitolo e su questo accertamento. Vediamo infine, e chiudo il mio intervento, con un esempio di integrazione con la contabilità, e vediamo il prodotto onusico di Regione del Veneto, della contabilità di Regione del Veneto. Allora, il sistema contabile permette di associare agli accertamenti il tipo dovuto. MyPivot viene alimentato con i dati presenti nel giornale di cassa, che vanno ad incrociarsi con i dati delle rendicontazioni fornite dal nodo PagoPA e con i dati delle ricevute telematiche presenti su MyPay. Quindi tramite dei flussi di caricamento viene importato il giornale di cassa. Poi attraverso un altro servizio, un altro web service di MyPivot, il sistema contabile ottiene la suddivisione dell'importo del sospeso d'entrata per tipo dovuto e quindi procede ad emettere tante reversali a copertura di quanti sono i tipi dovuto. Vediamo adesso brevemente qualche schermata del sistema Nusico. In questa sezione c'è il censimento delle qualifiche con collegamento al tipo dovuto MyPay. In questo caso abbiamo un esempio con la licenza di pesca che è associata al tipo dovuto, al codice dovuto licenza_pesca. Una volta fatta l'associazione, facciamo l'associazione qualifica all'accertamento e quindi ad esempio in questo accertamento, che è il 596 del 2019, andremo a visualizzare tutte le reversali del 2019 relative ai tipi di dovuti elencati, e quindi qui abbiamo tutti i tipi di dovuti che vanno a confluire su questo accertamento. Una reversale di questo accertamento che regolarizza, questo è l'esempio di una reversale di accertamento che regolarizza una quota del sospeso d'entrata. Qui abbiamo l'esempio di questo sospeso d'entrata che è arrivato, e qui vengono mostrati quelli che sono i pagamenti che sono compresi all'interno. Questo è un'altra schermata che ci mostra invece il dettaglio di un sospeso d'entrata, quindi si vede cosa c'è all'interno di questo sospeso d'entrata. In questo caso è un'estrazione, ho coperto un po' di dati, e ci sono 15 pagamenti e vediamo anche su quali tipologie sono spalmati. E questa era una veloce presentazione di quello che è questo esempio di integrazione, e passo a questo punto la parola a Antonino Mola. Grazie Simone. Provo a condividere anche il mio schermo. Ok, dovrei avercela fatta. Intanto ringrazio sia Mauro Braccarari che Claudio Fornaro di Agid per la collaborazione che ancora una volta ci hanno prestato.
Grazie anche a Simone Vicari che ha cercato di illustrarvi quella che è l'offerta regionale. E in buona sostanza Simone ha cercato in qualche modo di trasmettervi questi 3 messaggi. Il primo è che Regione del Veneto ha a disposizione una soluzione per consentire ai cittadini di effettuare qualsiasi tipo di pagamento verso la pubblica amministrazione. Il secondo messaggio che abbiamo cercato di darvi è che oltre all'infrastruttura di MyPay per consentire ai cittadini di pagare, esiste una seconda infrastruttura che si chiama MyPivot, che invece dà la possibilità a un ente di sviluppare un sistema di riconciliazione e regolarizzazione automatica, consentendo in varie maniere di poter svelare quelle che sono tutte le in qualche modo insomma i protocolli che vengono inseriti con il sistema di pagamenti e soprattutto, e questo è il terzo messaggio, la possibilità di fare in modo che questo tipo di riconciliazione e regolarizzazione possa essere effettuato in maniera assolutamente automatica, ed è il caso d'uso che vi abbiamo fatto vedere come Regione del Veneto, che abbiamo integrato la contabilità, che questa attività può essere fatta in maniera assolutamente automatica, portando anche un grande effetto di efficientamento per quelli che sono i processi interni alle amministrazioni in tema di riconciliazione e regolarizzazione. Il mio intervento in qualche modo ha l'obiettivo invece di illustrarvi quella che è un'ipotesi che Regione Veneto avanza al territorio per uno switch off a pago PA. Volevamo cominciare a narrarvi questa ipotesi partendo un po' dai numeri di Pago PA. Vedete che Pago PA oggi è una realtà che è diventata molto importante a livello nazionale. Vedete che ci sono dei numeri che crescono anche con una certa importanza, e quindi il sistema di pagamenti nazionale, e questo è il messaggio, ormai è una realtà consolidata che può consentire uno sviluppo non solo della trasformazione digitale degli enti, ma anche uno sviluppo del sistema nazione. Vedete che Regione del Veneto, tra l'altro, a livello nazionale ha una posizione di tutto rilievo, essendo quarta come numero di pagamenti e terza come importi fin qui incassati. L'altro messaggio che io volevo consegnarvi con questa slide è che questi 434 milioni di euro che vengono incassati, passando ai numeri regionali, vengono incassati da Regione Veneto attraverso quel sistema di riconciliazione e regolarizzazione automatica che prima descriveva Simone Vicari, e quindi il messaggio che volevamo anche darvi è che la regolarizzazione e la riconciliazione automatica è un'attività che si può realizzare e che può, come dicevo prima, portare dei grandi vantaggi in termini di efficientamento dei processi di incasso. Regione Veneto in questo momento intermedia circa 570 enti, di cui 366 comuni. Vedete qui i numeri. Sono solo una parte, ai noi, insomma, del target che delle pubbliche amministrazioni all'interno del nostro territorio, perché stiamo parlando di circa 1000 enti che in qualche modo sono
coinvolti nel processo di switch off a pago PA. 570 enti non sono pochi, però su questa slide quello che volevamo darvi come messaggio è che chi attualmente di questi 570 enti fa più di 1000 pagamenti sono 17 enti, solo 17 enti. Chi ne fa più di 10 sono 107 enti e chi ne fa meno di 10 vedete la stragrande maggioranza. Per dire che cosa? Per dire che fin qui, nonostante gli sforzi che ha fatto Regione Veneto, l'adesione alla nostra proposta di intermediazione è un'adesione che non ha portato tutti i risultati che noi speravamo in termini di effettivo vantaggio dell'utilizzo della piattaforma PagoPA. Sulla base di questo tema e quindi di questa situazione, qual è la nostra proposta? Noi proponiamo agli enti del nostro territorio un percorso di switch off. Percorso di switch off e quindi di completa adesione di tutti gli incassi a pago PA, mettendo a disposizione in buona sostanza i nostri due prodotti, MyPay e MyPivot, ma anche e soprattutto un percorso di accompagnamento condiviso a livello nazionale che possa aiutare gli enti del nostro territorio mettendogli a disposizione una concreta soluzione. Come pensiamo di utilizzare questo tipo di... come pensiamo di proporvi qual è il percorso che in qualche modo cerchiamo di mettervi a disposizione. Intanto un percorso a 3 fasi, vedete una fase che si chiama in, una fase che si chiama on e l'altra full, ma che hanno questi obiettivi. Integrare tutti gli incassi di un ente, per cui a noi piacerebbe, ci spendiamo affinché avvenga, a noi piacerebbe che al 1° di luglio tutti gli enti intermediati della Regione Veneto potessero incassare attraverso tutti i dovuti attraverso l'infrastruttura PagoPA. Ottenendo quale risultato? Intanto facilitando i pagamenti ai cittadini. I giorni che stiamo in qualche modo attraversando sempre di più mettono sotto la lente e sotto la sensibilità di tutti quanto possa essere importante per i cittadini poter avere dei servizi digitali. Però non è solo un tema di facilitazione dei processi di pagamento per i cittadini, il nostro obiettivo è anche promuovere un efficientamento delle procedure di incasso. Chi lavora negli enti sa benissimo quanto sia complicato e a volte anche molto dispendioso gestire un giornale di cassa e capire esattamente chi ha pagato che cosa. Introdurre i pagamenti tramite PagoPA significa anche e soprattutto questo, un efficientamento delle procedure. Per ultimo c'è anche l'obiettivo che tutti noi abbiamo, ce lo ricordava giustamente Mauro Baccarari, abbiamo un vincolo di legge per il 30 di giugno e il processo che vi proponiamo vuole raggiungere anche darvi la tranquillità di avere a fine di giugno un'aderenza verso la norma che è in qualche modo, insomma, certificata, fatemi dire, da un percorso che è stato iniziato assieme alla Regione del Veneto e assieme a PagoPA SPA. Quali sono gli obiettivi di questo percorso di switch off? Innanzitutto noi ci impegniamo perché entro il 30 di giugno tutti gli enti che sono
da noi intermediati possono avere tutti i pagamenti spontanei a disposizione per la possibilità dei cittadini di poter utilizzare questa procedura di pagamento. I pagamenti spontanei, che è quella modalità online che consente a un cittadino di recarsi sul sito dell'ente messo a disposizione della Regione Veneto e poter effettuare il pagamento o stamparsi un avviso e recarsi a fare il pagamento presso un PSP, tabaccai e altri, e le poste o comunque altri PSP disponibili. I pagamenti spontanei non sono sicuramente una delle modalità più automatizzate in termini di incassi, però secondo la proposta che poi vi faremo, potremo arrivare comunque entro il 30 di giugno ad a mettere a disposizione dei cittadini tutti gli incassi in questa modalità. Chiaramente avendo anche a disposizione la possibilità di fare una riconciliazione e una regolarizzazione se non ci riusciamo, integrando la contabilità, integrando i verticali, comunque avendo a disposizione MyPivot con la possibilità di popolare MyPivot con il giornale di cassa e avere di ritorno un CSV, ad esempio, con un dettaglio di tutti i sospesi di cassa che sono arrivati all'ente. Entro dicembre 2020, con un progetto che stiamo portando avanti con PagoPA SpA e un gruppo di enti pilota, vorremmo arrivare a definire la standardizzazione di tutte le interfacce di collegamento con le contabilità e con i verticali degli enti del nostro territorio, mettendo a disposizione dei cataloghi standard di dovuti e appunto delle interfacce. Entro giugno non di quest'anno, del prossimo, l'obiettivo è di dispiegare su tutti gli enti del nostro territorio un sistema di riconciliazione e avvisatura verso il cittadino automatizzata, completando quindi questo percorso che ci vedrà impegnati a mettere a disposizione del cittadino non tanto la possibilità di pagare online, ma di essere raggiunto su vari canali, la PIO piuttosto che il domicilio digitale, se per allora sarà disponibile, o comunque una mail, di essere raggiunto con un avviso digitale o cartaceo che gli possa consentire un'esperienza di pagamento, come tutti auspichiamo, one click, e quindi con una semplificazione sulla quale tutti stiamo puntando. Come aderire a questa ipotesi di switch off che noi vi stiamo in qualche modo proponendo? Per quanto riguarda i comuni, il nostro impegno è quello di inviarvi una PEC con il link a una form di adesione. Questo per quanto riguarda i comuni già intermediati, che sono per quanto riguarda la Regione del Veneto 441 su 560 e rotti. Quindi vi manderemo una PEC, vi chiederemo di compilare questa PEC e quindi di aderire a questa proposta. E per chi aderisce, che cosa ci impegniamo a fare entro giugno di quest'anno? Di completare la pubblicazione di tutti, per ciascun ente, di tutti gli spontanei. Questo sarà praticamente
senza nessun coinvolgimento da parte degli enti che sono già attivi sulla nostra infrastruttura, mentre per quel residuo di circa 125 enti su 441, chi compila la nostra form e aderisce a questa iniziativa, ci procureremo insomma di chiamare ciascun ente per poter completare con quest'ente l'adesione a PagoPA e quindi avere a disposizione tutti gli spontanei al rapporto con i nostri enti di pagamento dovesse in qualche modo sviluppare un cittadino. Questa proposta è per gli enti già intermediati. Per quegli enti invece, per quei comuni, scusate, che non sono attualmente intermediati da Regione del Veneto, e sono circa 122, anche a questi invieremo una PEC con un link a una forma di adesione. Chi aderisce a questa proposta cercheremo di garantire con una priorità diversa rispetto a chi è già intermediato da Regione del Veneto la pubblicazione di tutti i dovuti nella modalità spontanea. Ecco, noi stiamo progettando questi obiettivi. Naturalmente la situazione attuale propone delle incertezze che potrebbero anche in qualche modo non consentirci di raggiungere questi obiettivi che ci stiamo dando, però ecco, noi siamo confidenti che le cose si risolveranno al più presto e quindi ci sentiamo di ribadire questo impegno. Per gli altri enti, dico enti che non sono comuni, perché tra i nostri 570 enti ne abbiamo 440 che sono comuni, ma ce ne sono altri che sono province, piuttosto che IPAB, piuttosto che ESU, insomma ci sono varie tipologie di enti. Tra gli enti che sono già intermediati, dicevo prima 570, anche a questi invieremo una PEC, anche a questi chiederemo di aderire a questa ipotesi, a questa proposta regionale di switch off, a fronte del fatto che questi enti hanno una eterogeneità in termini di tipi di dovuto anche molto importante. Proveremo a contattarli uno a uno e cercheremo di definire con loro, nel caso ci fossero, i dovuti aggiuntivi da pubblicare come spontanei. Per le aziende sanitarie invece, in collaborazione con Azienda Zero, stiamo progettando un percorso specifico che a breve verrà condiviso con i referenti di ciascuna azienda, e percorso che prevede da qui a giugno di definire un modello di switch off a PagoPA per un numero che adesso dovremo definire di aziende pilota, per poi consentire, definito il modello, di poter estendere entro giugno a tutte le aziende, non dico alle soluzioni complete, ma almeno delle prime soluzioni che possano consentire anche a tutte le altre aziende sanitarie di essere aderenti alla normativa e comunque di essere a bordo di PagoPA. Per tutte le altre PA, dicevamo prima, noi ne intermediamo 570, ma in realtà nel Veneto ci sono circa 1000 aziende che noi abbiamo in qualche modo individuato e che attualmente non sono
intermediate da noi per tutte le altre PA che appunto volessero scegliere Regione del Veneto come intermediario tecnologico. Stiamo cercando di definire un percorso di inclusione specifico che dovrà chiaramente avere una priorità diversa da quella che abbiamo in questo momento per tutti gli enti intermediati. Io ho concluso il mio intervento, ringrazio tutti per essere con noi oggi. Vi anticipo che faremo altri 3 webinar specifici. Un webinar relativo al sistema MyPay, in cui cercheremo di condividere con voi quelle che sono le caratteristiche di questo prodotto. Un secondo webinar, sempre da calendarizzare nelle prossime settimane, invece sarà orientato direttamente al prodotto MyPivot, quindi vi faremo vedere con degli esempi che hanno realizzato, ad esempio, altre pubbliche amministrazioni. Vi faremo vedere come si mette in atto la riconciliazione e la regolarizzazione, e faremo poi un terzo webinar invece orientato all'integrazione dei sistemi di terze parti, che siano essi sistemi contabili piuttosto che verticali sui tributi. Io ho concluso, ringrazio ancora tutti della collaborazione e quindi darei il via alla fase di domande e risposte. Sì, ci sono diverse domande che riguardano l'obbligo di fine giugno, a chi si applica. Vi lascerai quindi la parola ai nostri 2 colleghi di PagoPA. Si applica, buongiorno, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, a tutti gli erogatori di servizi pubblici, a utilità di servizi pubblici, partecipati o anche completamente privati, con l'unica particolarità che i servizi erogati da soggetti privati non hanno l'obbligo in via esclusiva. Per gli altri soggetti l'obbligo è completo di adesione a PagoPA, adesione che non deve essere di forma ma deve essere di sostanza, evidentemente non con una modalità di aderisco con il servizio più marginale possibile, se posso usare un rafforzativo, ma con un servizio completo, partendo evidentemente da quelli che hanno una numerosità e un'importanza prevalente. Perché questo? Perché noi pensiamo che la semplificazione che PagoPA comporta, la diffusione di tutti quelli che sono i PSP a disposizione del cittadino, l'uniformità di comportamento che il cittadino si troverà ad avere per far fronte a qualsiasi tipologia di pagamento, siano dei valori irrinunciabili, e quindi di conseguenza riteniamo che questo obbligo sia da portare avanti con la serietà, la dedizione e l'impegno che la partecipazione a questo evento dimostra. Ci chiedono se vale anche per l'ufficio anagrafe la soppressione del denaro. Allora, noi abbiamo, poi il collega che ha più esperienza di me mi può integrare, noi abbiamo lasciato fuori dallo scopo di PagoPA la tematica legata al denaro, legata al contante. Siamo però convinti e stiamo lavorando con tante pubbliche amministrazioni per la chiusura di quelli che sono gli uffici cassa interni agli enti,
con varie tematiche di indennità, di rischio, eccetera, per fare in modo che PagoPA, che offre comunque dei canali in cui è possibile pagare dei contanti, voi sapete che sono aderenti a PagoPA, Sisal, l'Automatica, Banca 5, quindi i tabaccai e altri soggetti. Stiamo lavorando per fare in modo che la grande distribuzione organizzata sia dei punti di pagamento PagoPA. Crediamo quindi che Sì, scusami. interveniamo in maniera di nessun tipo per impedire l'utilizzo No, scusami, avevo... cassa, ma riteniamo che sia altamente consigliabile di smettere questa modalità. Grazie, colpa mia. Qualche rumore di fondo. Ci sono diverse domande molto analitiche. Per esempio, ce n'è una che riguarda un po', la prendiamo solo come esempio, ecco, ma... però io non ho più la... Aspetta Antonino, stai un attimo buono. E ci sono come esempio di come in realtà poi il mondo della pubblica amministrazione sia variegato, no? E non sempre poi tutti noi riusciamo ad avere una visione unitaria. Volevo sapere se conoscete i motivi per i quali le ricevute dei pagamenti con PagoPA non sono ritenuti validi dall'INPS al fine dell'erogazione del bonus asilo nido. Sono due aspetti contrapposti. PagoPA è un obbligo normativo e tutti i pagamenti di PagoPA risultano gestiti e tracciati da quello che è il nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione. Alcune interpretazioni restrittive del decreto ultimo hanno specificato i pagamenti possano essere effettuati con carte di pagamento e strumenti tracciabili. Visto che PagoPA, come dicevo un attimo fa, consente anche i pagamenti attraverso tabaccai, attraverso strutture che acquisiscono anche il contante, l'interpretazione restrittiva è stata quella, ma se c'è stato sottostante un pagamento in contanti non è conforme alla normativa e quindi non tracciato. Abbiamo fatto in tal senso una precisazione all'Agenzia delle Entrate per specificare che per sua natura PagoPA è uno strumento di pagamento previsto per le pubbliche amministrazioni e quindi di conseguenza tracciato e di conseguenza correttamente rendicontato e oggetto di una ricevuta telematica. Alcuni partner tecnologici, alcuni enti hanno surrogato questo aspetto fornendo all'utenza, al cittadino, un assunto di quella che è la ricevuta telematica che a questo punto deve essere utilizzata per le detrazioni fiscali. Faccio un altro. Anche l'IPAB quindi sono obbligate a partecipare a PagoPA? Direi di sì. E attivazione pagamento PagoPA, magari adesso proviamo a cambiare alcune domande perché ci sono diverse domande che riguardano la piattaforma MyPay con come si integra con i gestionali che già i nostri comuni hanno in dotazione per il tema della rendicontazione. C'è un tema poi di vorremmo veicolare tutti gli incassi nel conto del tesoriere senza transitare nel conto del CCP, è possibile? Piuttosto che c'è un'altra domanda abbastanza dettagliata che riguarda il tema MyPay, pagamenti a mezzo posta e tabaccai, perché non sempre si risale al dettaglio della causale? Chi risponde, Simone o Antonino? Ma rispondo io, in caso poi integra Simone. Allora, intanto la prima domanda era relativa al sistema di integrazione tra i legacy e il sistema MyPay oppure MyPivot. Noi abbiamo già sviluppato diverse integrazioni e sul sito della MyExtranet sono già presenti anche tutta una serie di strumenti sotto forma di documenti per rendere intelligibile anche per un'amministrazione o per un fornitore quali sono i sistemi di le interfacce che possono essere utilizzate per integrarsi con i nostri sistemi.
E quindi la risposta alla domanda è naturalmente sono previste le integrazioni. Prima dicevo anche che faremo un webinar ad hoc su questo tema, dando delle indicazioni più precise. Aggiungerei anche che bisognerebbe in qualche modo sviluppare anche un rapporto costruttivo con i fornitori ICT del nostro territorio, e questa è una questione fondamentale affinché si possa individuare assieme a loro quali sono i perimetri dell'attività degli intermediari tecnologici e quali sono invece le responsabilità che rimangono invece sul tema di un fornitore di servizi ICT, sia esso un fornitore di sistemi contabili piuttosto che di verticali sui tributi. Antonino, scusami se ti interrompo o se mi sovrappongo. Nelle slide che ha presentato Mauro Bracalari parlava proprio di aziende ICT, perché noi stiamo contattando le principali aziende ICT italiane che sviluppano soluzioni verticali di PagoPA e proprio per consentire che Regione Veneto in questo caso, gli enti del territorio, ma in generale ci sia una modalità sempre più standardizzata di interconnessione, quindi dei connettori che tra i verticali interagiscono con la rendicontazione PagoPA, con le piattaforme che i partner tecnologici mettono a disposizione. Quindi non ci deve essere una dicotomia tra chi sviluppa il verticale e magari, l'ho visto in una delle domande, esce con poco più di un Excel o un CSV, ma una interconnessione tra quelle che è il software verticale gestionale e quello che è il partner tecnologico che si interfaccia appunto con la struttura PagoPA. PagoPA, lo dico per un'altra domanda e poi mi taccio, che era stata fatta prima, PagoPA che dà una rendicontazione completa anche di quelli che sono le somme passate sul conto corrente postale, anche di quelle somme che attraverso il conto corrente postale vengono poi ricondotte a semplice richiesta formale dell'ente creditore al conto corrente di tesoreria, e su questo, se non sono stato chiaro, ritorniamo poi in seguito. Scusami, c'era un tema che magari, visto che voi avete una visibilità, c'è un intervento che dice che la sensazione è che con questo obbligo alle porte, che il rischio di commissioni per cittadini possano aumentare a carico nel pagamento digitale. Allora, evidentemente cambia il paradigma. Il paradigma cambia con dei costi impliciti che venivano posti a carico della pubblica amministrazione in modo e poi evidentemente, essendo una collettività a carico di tutti, in modo non omogeneo, in modo non strettamente correlato al comportamento di ciascun cittadino. Quindi chi vuole socializzare e andare in un punto, un touch point fisico dove ci sono un interlocutore, dove ci si mette magari un quarto d'ora a effettuare un pagamento, evidentemente non veniva diversificato il tema dei costi rispetto a chi lo faceva attraverso un'app, attraverso una soluzione online. In questo contesto abbiamo introdotto una piena trasparenza di quelli che sono la correlazione tra le modalità di pagamento e quelli che sono i canali messi a disposizione, quindi touch point fisici che hanno un costo leggermente più alto, pagamenti attraverso l'ufficio postale, i tabaccai, altri punti di pagamento, soluzioni self-service, ATM, bancomat, che hanno dei costi in linea con quelli che erano o anche leggermente inferiori e con quello che era un vecchio pagamento di un bollettino postale. Abbiamo dei punti di pagamento online con addebito in conto che costano poco più di qualche decina di centesimi. Quindi la risposta è che alla collettività nel costo complessivo delle operazioni PagoPA, e lo dimostra alcune verifiche effettuate da alcuni importanti enti, tra i primi il Comune di Milano, che ha quantificato la riduzione dei costi
che PagoPA comporta nel 70%. Facciamo i conti bene, non possiamo confrontare cose non omogenee, perché il costo complessivo per la collettività è tutto quello che è l'iter che la procedura oggi prevede. Grazie Claudio, scusate. Tornerei ad Antonino perché ci sono alcune domande che riguardano il mondo della sanità e la necessità di rilasciare subito una ricevuta, il ticket del pagamento. Sì, allora prima di rispondere a questa domanda volevo velocemente rispondere a altre domande che vedevo poi passare, in maniera particolare sul tema delle poste e degli enti pluriintermediati, sottolineando anche con l'occasione una questione, insomma, che secondo me in questo momento è anche critica per molti enti, perché vediamo girare delle proposte di aziende ICT di intermediazione o comunque di riconciliazione che in qualche modo non sono in questo momento sempre comprensive di tutte le complessità che comporta il mondo dei pagamenti e magari introducendo a volte anche delle proposte che varrebbe la pena condividere con gli enti e poi anche con le aziende ICT. Per quanto riguarda gli enti plurintermediati, noi stiamo sviluppando una modifica a MyPay, MyPivot in maniera tale che il sistema possa intercettare anche i flussi di enti intermediari che non sono direttamente Regione del Veneto, dando quindi l'esperienza utente di poter avere in termini di quadratura anche sospesi di cassa non direttamente di Regione Veneto. Per quanto riguarda invece il tema delle poste, stiamo introducendo anche qui un'ulteriore modifica a MyPivot per consentire di caricare all'interno di MyPivot fino a quando almeno Poste continuerà come dire, ad avere un comportamento un po' diverso da quello che succede per gli altri intermediari tecnologici, che darà la possibilità a un ente di caricare il flusso di poste e quindi di avere anche quei sospesi di cassa riconciliati in maniera completa. Per quanto riguarda invece le aziende sanitarie, stiamo, come dicevo prima, lavorando con un gruppo di lavoro della sanità e stiamo intercettando vari requisiti che a brevissimo, forse già la prossima settimana, se non quella successiva, sempre insomma con il beneficio di inventario di quello che sta succedendo, produrrà tutta una serie di soluzioni, di ipotesi di soluzioni che verranno discusse con tutte le aziende sanitarie. Bene, io direi che come avevamo promesso dovevamo anche rispettare i tempi, sono le 12:15, non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande, ma queste domande che ci avete fatto, molte delle quali riguardano anche la disposizione di documenti e materiali che sicuramente metteremo a disposizione, ma queste domande saranno lo spunto da cui ripartiremo per i prossimi 2 webinar. L'abbiamo detto prima, il momento non è 3 webinar, mi dice Antonino Mola, grazie alla precisione, e useremo le tecnologie digitali non per superare, ma anche per valorizzare questo momento di emergenza. Ci rivediamo presto, ricordiamo che quindi manderemo a tutti gli iscritti le presentazioni fatte oggi sia di PagoPA che su MyPay, vi terremo informati sui prossimi appuntamenti, metteremo a disposizione per chi oggi non ha potuto partecipare lo streaming registrato, il podcast di questa puntata e come ci siamo detti all'inizio sicuramente staremo più attenti ma non ci fermeremo, quindi
buon fine settimana a tutti, al prossimo webinar e buoni pagamenti digitali a tutti. Grazie a tutti e scusate se per qualche problema di regia sicuramente oggi non siamo stati perfetti, ma la prossima volta faremo sicuramente meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti, a presto. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci.